Purtroppo la scuola, la dirigenza scolastica non ha previsto la rinuncia della nomina, dell'incarico da parte di tanti insegnanti nominati. Probabilmente bastava aspettare una settimana in più per far partire i pomeriggi, come è avvenuto l'anno scorso, e la cosa non sarebbe successa. Il nodo è proprio questo, la rinuncia all'ultimo momento dei docenti, problema già visto e sentito in passato, ma sul quale oggi sembra gravare l'obbligatorietà del Green Pass. Ogni anno l'avvio dell'anno scolastico per quanto riguarda nomine e personale scolastico è difficile. Sicuramente quest'anno ha influito anche questo tema, ecco. Speriamo si risolva il prima possibile. Sappiamo che domani il dirigente provinciale farà delle nuove nomine, quindi speriamo che si risolva in fretta. A sperare è anche l'AGE, l'Associazione Genitori di Mogliano, che però in una lettera aperta si pone diversi interrogativi. Perché aspettare sempre l'inizio dell'anno scolastico? Perché così tante rinunce? Ci sono poi nodi della burocrazia e di stipendi ancora troppo bassi. Gli stessi genitori confidano nei nuovi finanziamenti dell'Europa. Certo, le rinunce non riguardano solo il comprensivo 1 di Mogliano e capire quanto stia incidendo la certificazione verde sul fenomeno non è facile per le note ragioni di privacy. Avendo certezze non mi espongo sulla cosa, probabilmente è una pluralità di fattori. Capitava anche in passato, negli anni precedenti, che ci fossero delle difficoltà, probabilmente quest'anno, se si aggiunge anche questo elemento, le difficoltà si moltiplicano. Tra queste difficoltà potrebbero esserci altre questioni legate anch'esse alla pandemia, ma più profonde. Ho sentito di un insegnante che è stato nominato, però non ha accettato la nomina perché non era pronto psicologicamente, magari da tempo a casa. Cioè questo Covid ha creato tante insicurezze e questo è il problema sociale che stiamo vivendo.